Sostenibilità come cifra di competitività sul mercato è questo che fa la differenza oggi nel settore pelletteria e concia, ridurre l'impatto ambientale e garantire un prodotto che sia sostenibile anche per le tasche del cliente finale, la sfida che anche le imprese venete devono affrontare. E i nostri clienti sono sicuramente sensibili a questo nuovo aggiornamento dei nostri prodotti e dall'altra parte comunque il mercato chiede nuovi prodotti, come vi ho detto, sostenibili, però è lento poi nel recepire eventuali eventi di costo per avere questi nuovi prodotti e quindi dobbiamo trovare l'equilibrio corretto tra una qualità sostenibile e un costo altrettanto adatto al mercato. Anche per questo in fiera a Linea Pelle il distretto veneto della pelle ha portato un plastico del depuratore di Arzignano, provincia di Vicenza, realizzato dai ragazzi delle scuole. Abbiamo qui un plastico del depuratore appunto, che abbiamo portato in fiera. Abbiamo un sistema di depurazione che dà la possibilità alle imprese di lavorare. Sono imprese appunto impattanti dal punto di vista appunto della lavorazione in termini di utilizzo di prodotti chimici. Ecco dunque che serve un sistema di depurazione all'avanguardia. Il sistema di depurazione di Arzignano, che abbiamo qui alle nostre spalle, ha una potenzialità equivalente di una città di 1.600.000 abitanti. Pensate appunto che cos'è la depurazione nella nostra realtà. Più di 100 in fiera a Milano gli espositori veneti del comparto che a livello regionale conta in tutto 618 imprese artigiane. Qual è il punto di forza per lei del prodotto veneto? Ma sicuramente la creatività che abbiamo noi per quanto riguarda anche quello che dicevo, il punto di vista tecnico del prodotto e quindi quello che è la performance del prodotto stesso. Noi tra l'altro siamo molto vicini a quello che è il distretto di Montebelluna e quindi a tutto quello che è la calzatura più tecnica in assoluto che si possa trovare tra i vari produttori di mondo outdoor, sci, eccetera, eccetera. Noi infatti anche sulla nuova sede che stiamo creando stiamo puntando molto su quello che è la ricerca e sviluppo, stiamo creando un laboratorio e si punta a quello che è proprio l'aspetto tecnico e di performance. Sostenibilità e creatività, dunque le cifre delle imprese artigiane venete che faranno sempre più la differenza in un mercato sempre più selettivo ed esigente.